Si vede che la linea 1 viaggia alle volte completamente vuota, la linea 1 bis, mentre la linea 2 viaggia in sovraccarico. La recente rivoluzione delle linee ACTV in Canal Grande non piace al Partito Democratico, che la definisce una farsa e una presa in giro. Non si tratta di un aumento dei mezzi, attaccano, ma di un semplice spostamento delle corse bis dalla linea 2 alla linea 1. Anche i veneziani, soprattutto chi lavora, utilizza la linea 2 ovviamente per muoversi più agevolmente e in questo momento, dato che è stata depotenziata perché la scelta è stata quella per privilegiare solo la linea 1, chi lavora ovviamente ha enormi difficoltà sia ad uscire da Venezia che a raggiungere ad esempio San Marco o Rialto. Di fronte all'evidente caos, ACTV è corsa ai ripari attivando dei bis del 2, ricostruiscono i democratici. Questo ha creato un aumento esponenziale dei mezzi che passano sotto il ponte di Rialto, con i noti problemi di sicurezza dovuti al traffico eccessivo. E invece dovremmo gestire i flussi turistici attraverso linee esterne. Questo il Partito Democratico lo sostiene da tempo, quindi da un lato da San Giobbe verso le isole della Laguna Nord e dall'altro invece da San Basilio verso invece San Marco, Biennale e Lido. Peccato però, conclude Monica Sambo, che su San Basilio questa amministrazione abbia perso circa 10 milioni di finanziamenti per il tram e ora per riparare all'evidente errore ci voglia mettere gli autobus.